E voi contavi la storia di un uomo che viveva in un paese vicino al mio, confinante, separato d'Oma dall'Aga dalla Cilina. La storia di un uomo che ha pagato la sua libertà di espressione con la vita. Questa è la storia di Domenico Scandella, un suo tenchia come Menocchio. Menocchio era un uomo di Montreal, aveva una femmina, aveva 2 chiams, 7 canais, 2 mulini in affitto. Dal 1581 era addirittura stato podestà di Montreal e dai paesi vicini. Era stato anche amministratore della pieve locale. Insomma, non era il primona. Sapeva fare cons, sapeva lei e scrivi, e questo, poret, era il suo male. Perché si faceva domande se si rispondeva da Bessoul. Ma il tema non era il finale di stagione di Sex and the City, bensì la religione. E a che i team, con tutti i ribaltoni di riforma e controriforma, non era massa il caso di Mobili Robis. A un certo punto il prete di Montreal, istigato da altri preti, al denuncia anonimo Menocchio per opinioni eretiche su Cristo al Santo Uffizio. Le testimonianze contro Menocchio sono un frac e dopo qualche mese l'inquisitore di Aquileia e Concordia lo fa arrestare e butta dentro in galera. Dopo 3 dis lo interrogano e lui ha risposto: ma senza che forma di cultura e furbizia che si chiama mertà, è il contadut pacifico. Al tacca disin che all'inizio tutto era un caos, cioè terra, aere e fuoco insieme. Va bene. E quel volume, andando così, fece una massa, appunto come si fa il formaggio nel latte. E in quel diventorno vermi. E quelli furono gli angeli. Orpo, adesso saresti miei fermati. E tra quel numero di angeli v'era anche Dio. Ma voto chi dopo la sparata si è fermato, Menocchio? No, signore. Al metteva in dubbio la verginità della Madonna, perché tanti uomini sono nati al mondo e niuno è nato di donna vergine. E se non era abbastanza ciò che aveva di lui fino adesso, l'accusa più pesante l'hanno sontata i testimoni che hanno detto al tribunale che per Menocchio, quando l'uomo muore è come una bestia, come una mosca. Morto l'uomo, muor l'anima e ogni cosa. Naturalmente, denata l'inquisitore al manco, Menocchio l'ha negato spudorato, prima regola sempre negà. Il 17 di maio, da febbraio che aveva intaccato, è venuta fuori la sentenza. Menocchio non era domi eretico, ma eresiarca. E dopo velu costretto a abiurare in pubblico, lo hanno condannato alla galera, ma non la galera classica pensione completa. Per mantenerlo, la famiglia aveva da pagare. Dopo 2 anni di galera, il figlio di Menocchio porta al vescovo e all'inquisitore una supplica di suo pari per essere liberato. Via per la detenzione era stato bravo, aveva preato, aveva fatto sempre penitenza, aveva mangiato la verdura, alla sua famiglia che commentava il suo lavoro e buon. Dai, hanno detto il vescovo e l'inquisitore, liberarlo, ma con l'obbligo di stare a Montreal e di tenere sempre addosso l'abitello d'infamia. Una veste gialla con una croce rossa denante e una croce rossa de vor, per far conoscere via di pubblicamente gli ereticos. Dopo qualche anno si era ripreso, era venuto amministratore dei beni della parrocchia di Montreal, partecipava alla vita della comunità, ma a un certo punto gli è morto il figlio. Economicamente buttava male. Allora ha domandato il permesso di girare a lavorare anche fuori da Montreal. Chi lo hanno lasciato, ma sempre con l'abitello d'infamia addosso. Feda libera e via che torna a parlare. Ieri in bastas 2 anni in galera. A Carneval, in Plaza Audin, a un conoscente leggiuta disi che lui non credeva ai Vangeli, perché gli aveva iscritto preti e frati che non hanno altro da fare. E dopo un po' altri leggiuta disi che lui sapeva di essere eretico e che prima o dopo lo avresti incopato. Ma ormai non gli importava più nulla. Quanti dopo l'inquisitore generale del Friuli è venuto a sapere che lui metteva in dubbio la divinità di Cristo e la moralità della Madonna, lo ha tornato a buttare in prigione. Torna allora a interrogarlo. All'inizio aveva detto che lui sì aveva detto robis contro la fede cattolica, ma per scherzo, Dio, c'è pesance. Dopo la detto che i Vangeli potevi anche essi stessi inventati, tenuto in considerazione che esistevano anche quegli apocrifi.
Il 19 di lui abbiamo assegnato un difensore d'ufficio che domandava la soluzione di Menocchio perché i testimoni non erano inattendibili. E l'imputato non era un eretico consapevole, ma era un ignorante. Però lo stesso, il 2 di agosto, la congregazione del Santo Uffizio lo ha dichiarato eretico recidivo. Dal caso sapeva anche l'Inquisizione a Roma, che aveva definito la vicenda gravissima e aveva domandato tutti gli incartamenti dal processo. Quando l'inquisitor Furlan aveva avuto qualche dubbio sulla condanna a morte, da Roma non gli hanno lasciato alternativi. Non manchi, vostra reverenzia, di procedere nella causa di quel contadino della diocesi di Concordia, indiziato di aver negato la virginità della Beatissima Sempre Vergine Maria, la divinità di Cristo, Signore nostro, et la provvidenza di Dio. Eseguisca virilmente tutto quello che conviene secondo i termini di giustizia. Era questa, dicevin, la volontà dal Papa. Da quel momento, podendo a lei il nome di Menocchio in un atto notarile dal 26 di gennaio del 1600, in banda alla parola defunto. Ma ce l'è stato Menocchio? Un ribelle romantico? Un eroe solitario che l'ha sacrificato la sua vita per un ideale? Molto probabilmente doma un uomo che ha tentato di non plearsi denanta la richiesta dal potere di cambiare che pensava. Un uomo che l'ha combattuto alle muerte per la sua libertà di pensiero. Pesante, ma biela. Intanto volevi ringraziarvi per aver ascoltato questa storia. E dopo volevi domandarvi se potete di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. No, see you alla prossima.